Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Si svolgerà venerdì 3 febbraio alle ore 17:30 nel Salone Nobile di Palazzo Valeri, sede della Credi Veneto di Montagnana, la presentazione in anteprima del cortometraggio Tesori tra le mura, realizzazione cinematografica digitale sui prodotti enogastronomici che più rappresentano il territorio e delle videoguide La città sul tuo telefonino, Montagnana QR Codes, realizzate nel corso del progetto per valorizzare i monumenti più importanti della città. L'incontro poi si concluderà con l'aperitivo del Montagnanese, a base dei prodotti enogastronomici locali, tra cui il prosciutto dolce, abbinato ai vini del Consorzio di tutela di Merlara e al pan biscotto prodotto dai carcerati della Casa Circondariale di Vicenza. I progetti, realizzati da Coop Services per il Comune di Montagnana, grazie a un finanziamento della Camera di Commercio di Padova, si uniscono e completano molte altre iniziative che si sono svolte nel corso del 2011 per la promozione del territorio. Non solo per le bellezze architettoniche e paesaggistiche che offre, ma anche per le prelibatezze culinarie che può offrire al sempre più numeroso pubblico dei turisti enogastronomici. Le azioni che sono state realizzate si inseriscono nell'ottica complessiva di valorizzare e riscoprire la città murata e le ricchezze che racchiude. Non solo le mura, la rocca o il Duomo, ma anche la sua ricca tradizione enogastronomica, che può vantare gioielli come la patata dorata e i prodotti derivati dalla lavorazione delle carni suine, tra cui il più celebre è senza dubbio il prosciutto DOP Veneto Berico Euganeo. Territorio, storia, arte, cultura e gastronomia, dunque, come importante occasione per scoprire e riscoprire i molti tesori che Montagnana custodisce fra le sue antiche mura.